Benvenuti e bentrovati e grazie per essere qui con noi a questo secondo appuntamento organizzato dagli amici del Consorzio 1. È un viaggio diverso quello che vi proponiamo oggi rispetto a quello della settimana scorsa, più coeso in se stesso, meno antologico di quello appunto della settimana scorsa, che era un attraversamento, un tentativo di attraversare una storia così grande, così vasta e così complicata come quella isolana e quella nazionale allo stesso tempo. Quello di oggi è pure un viaggio, ma tutto all'interno di un libro, uno dei capolavori di Giuseppe De Sì, che è anche a nostro parere uno di quei libri che chiunque voglia capire qualcosa della letteratura sarda deve leggere, deve aver letto. Ci sono gli amici qui della libreria che sono a nostra disposizione per chiunque abbia voglia di colmare questa lacuna. È una storia molto sarda, così come molto sarde sono le canzoni che ascolterete, perché sono scritte da Matteo Sardo, che è sardo almeno quanto me e credo la maggior parte di voi. Ovviamente non è un'apologia del sardismo quella che vogliamo fare, anzi la cosa interessante è nelle canzoni di Matteo, è nel Disertore di Giuseppe De Sì, è l'universalità, la capacità di affrontare temi, lo scopriremo assieme, così urgenti sempre, a distanza di più di 40 anni dal libro che è stato scritto, se ricordo bene, nei primi degli anni 60, ma vi accorgerete appunto come certe tematiche, alcune per fortuna e altre purtroppo, sono destinate a rimanere nella storia di chi vive e anche di chi non c'è più. Grazie e buon ascolto. migliore dei due, senza paragone. Ma si poteva forse fare un paragone tra lui e Giovanni?
Saverio era buono, dolce. Giovanni invece era sempre stato un violento. Parole e gesti violenti erano il suo modo abituale. Ma lui no, Saverio era mite, allegro. Cosa gli era accaduto? Come poteva pensare di uccidere? E non era soltanto il delirio della febbre. Ma stette un po' a guardare, scosso da quei brividi che si ripetevano a intervalli sempre più lunghi. Forse già dormiva. E rapida, con il suo lieve fruscio raggiunse il prete e tutti i due si avviarono. Fecero assieme la strada del ritorno, scambiando poche parole. Parlarono della febbre, del chinino che il prete avrebbe procurato e che lei sarebbe andata a prendere il giorno dopo, e nient'altro. Ma sentiva che Don Pietro era a conoscenza di un altro segreto, che lei ignorava benché facesse già parte del suo dolore. E ogni tanto gli gettava rapide occhiate furtive. Lo guardava camminare assorto e accigliato con i suoi lunghi passi, e a ripetere di tanto in tanto quel gesto di deprecazione con la stessa mano che poco prima si era alzata a benedire e a rassumere. A pochi chilometri dal paese si separarono, promettendosi di rivedersi il giorno dopo per il chinino. Maria Già lo guardò allontanarsi, fece pochi passi nel bosco giù dalla strada, contenta di essere sola. Si appoggiò ad un albero, le spalle contro il tronco, stordita, leggera. Gli scherzi che fa la stanchezza, pensò tra sé respirando profondamente l'aria umida del bosco.